Tragico schianto in A4 all'altezza di Portogruaro, a perdere la vita un 38enne di Loria, era alla guida del furgone di lavoro, il dolore dei colleghi e degli amici del coro nel quale cantava. Schianto a folle velocità in via Sant'Angelo, è accaduto nel cuore della notte, i residenti, fosse accaduto di giorno sarebbe stata una strage, il comune faccia qualcosa per la sicurezza di questa via. Coronavirus, test negativo per la cameriera dell'albergo di Verona dove ha soggiornato la coppia di turisti cinesi, ora gravi a Roma. Intanto circolare dell'Avis, sospensione di 21 giorni per i donatori di rientro dalla Cina. Un'associazione cinese ha proposto di istituire un'area per l'eventuale quarantena chiedendo degli spazi al comune di Treviso, lo ha raccontato ieri sera a 20:10 il sindaco Mario Conte. Crollo delle PM10 con il vento, ma il preside dell'istituto comprensivo Stefanini decide di tenere ancora gli studenti dentro durante la ricreazione. La guerra tra Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio per il trasferimento alla Piani, il presidente Pozza: non accettiamo ultimatum ma chiediamo la conciliazione. Colpo fortunatamente fallito a Castelfranco nella notte, i banditi hanno fatto esplodere il postamat ma la cassaforte non si è aperta. Frasi shock alla radio sul ponte Morandi, la presa di posizione di Alessandro Benetton: mi dissocio da Oliviero Toscani, anche le sardine prendono le distanze, il fotografo si difende, parole estrapolate. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura: tragico schianto in A4 all'altezza di Portogruaro, a perdere la vita un 38enne di Loria. Il giovane era alla guida di un furgone e stava andando a fare delle consegne in provincia di Pordenone. Era partito all'alba alla guida del furgone per il giro di consegne nel Pordenonese, come faceva ogni mercoledì, ma a Valvasone, dove era diretto, non è mai arrivato. Luca Fochesato, 38 anni, residente a Castione di Loria, è morto in un terribile schianto in A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Il giovane era dipendente del salumificio Scapocchin di Legnaro e per l'azienda stava andando ad effettuare delle consegne in Friuli. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Dai primi accertamenti pare che il furgone condotto da Fochesato abbia tamponato violentemente il tir sloveno che lo precedeva, un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Luca Fochesato, nativo di Montecchio Maggiore nel Vicentino, abitava da qualche anno a Castione di Loria, dove si era trasferito dal vicino comune di Castello di Godego. Ultimamente, per essere più vicino alla sede di lavoro, aveva trovato un alloggio nel Padovano. La notizia della tragedia ha suscitato cordoglio in paese e tra i colleghi di lavoro, dove Fochesato si era fatto apprezzare sul piano professionale ed umano. Era un dipendente modello, dice la titolare tra le lacrime, mai una multa, mai un'infrazione, sempre puntuale e preciso nel lavoro. La nostra è una ditta familiare, continua, e Luca era uno di noi. La sua improvvisa scomparsa è un colpo grandissimo. Fochesato, oltre al lavoro, aveva la passione della cucina e del canto. Sconvolti i compagni del coro di cui faceva parte, il Movie Chorus di Rubano e Busiago, avevano anche cantato lo scorso Natale a Roma, in Vaticano per il Papa, e domenica prossima avrebbero dovuto esibirsi per l'opening del Carnevale di Venezia con un concerto in piazza Ferretto. Luca Fochesato lascia i genitori, la sorella e una nipote. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Schianto a folle velocità in via Sant'Angelo a Treviso, è accaduto nel cuore della notte. I residenti chiedono all'amministrazione di intervenire per la messa in sicurezza della via. Se fosse accaduto di giorno, dicono, sarebbe stata una strage. Vediamo. Ho sentito un missile passare e immediatamente subito ho sentito un gran fracasso, che era sicuramente una macchina. Ho preso tanta paura. È passata in tutta velocità e subito ho sentito prima un botto, dopo un secondo colpo, cioè 2 bombe. Allora subito mi sono messo il giubbotto, sono corso fuori perché ho detto qua il segacco pa. Sono ancora sconvolti i residenti di via Sant'Angelo a Treviso per quanto accaduto nella notte. Poco oltre il sottopasso, un'auto a folle velocità esce di strada e si schianta contro un muretto, poi contro il marciapiede, ma quando i residenti escono a vedere, l'automobilista ha già ingranato la marcia. Era già scappata la macchina. Qua sulla strada era tutto seminato di pezzi di auto, fanali, paraurti,
c'era la targa, c'erano altri pezzi di coso. I residenti chiamano le forze dell'ordine che, grazie anche alla targa, riescono a rintracciare il pirata nei confronti del quale ora verranno presi provvedimenti. Ma quanto accaduto rinfocola le polemiche sulla messa in sicurezza di questo tratto di strada. Si corre troppo forte e c'è il limite di velocità, ma evidentemente non basta e non ci sono dissuasori. E non so, io non mi intendo, ma però bisogna fare qualcosa. Nel mirino dei residenti l'amministrazione comunale. Che facciano qualcosa, un autovelox su qualcosa, perché qua prima o poi ci scampa il morto. Se quell'incidente di stanotte succedeva adesso, a me copava bambini, anziani, chiunque sia, perché questo è il passaggio dei pedoni, non abbiamo altro. Il sindaco intervenga, faccia qualcosa. Coronavirus, test negativo per la cameriera dell'albergo di Verona dove ha soggiornato la coppia di turisti cinesi ora gravi a Roma. Un secondo caso, quello delle receptionist dello stesso albergo, è sotto monitoraggio. La Regione intanto chiede al Ministero dell'Istruzione indicazioni sull'isolamento volontario. Sarebbe vittima di una sindrome influenzale la cameriera dell'hotel dove aveva soggiornato la coppia cinese che ora è ricoverata allo Spallanzani in gravi condizioni. Lo rivela il test effettuato al Dipartimento Malattie Infettive del Policlinico di Verona, che è risultato negativo. La donna dovrebbe essere dimessa a breve. Un secondo caso però si è registrato sempre a Verona. Si tratta della receptionist dello stesso albergo, anche lei è entrata in contatto con la coppia di cinesi. L'attenzione è alta e che sono in attivo tutte le misure necessarie appunto per far sì che ci siano i livelli di sicurezza garantiti. Mentre arriva precisa richiesta al MIUR da parte del governatore Zaia, visto e considerato che la circolare ministeriale ancora non prevede il tema della quarantena di 14 giorni per studenti e bambini, ha detto il governatore, ci sia quantomeno un'indicazione prudenziale e cautelativa per l'isolamento volontario, anche sulla base della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità all'interno del report del 1 febbraio 2020. Vista la circolare, vista i contenuti della circolare che parlano appunto delle persone provenienti dalle zone affette, che parlano appunto dei studenti ma anche dei bambini, servizi educativi e quant'altro, si chiedeva di valutare anche eventuali altre azioni come quella appunto in maniera cautelativa, precauzionale, quindi proprio nell'ottica di alzare l'asticella, di prevedere anche questi 14 giorni. Siamo in attesa di capire cosa succederà e come se ci sarà un pronunciamento in questo senso. E sempre sul coronavirus è arrivata in queste ore nella sede regionale dei donatori di sangue di Treviso una circolare con limiti e prescrizioni precise, allertate tutte le sezioni del Veneto. Bisogna sensibilizzare tutti, perché viene detto a tutti quanti, sensibilizzate tutti ovviamente di tenere alta l'attenzione, senza panico, ma tenere alta l'attenzione rispetto al coronavirus. Si trova nelle mani del presidente di Avis Veneto la circolare del Centro Nazionale Sangue arrivata in queste ore nella sede regionale di Treviso, prescrizioni chiare e precise su come trattare donazioni e trasfusioni ai tempi dell'emergenza planetaria. Tra le misure c'è la sospensione temporanea di 21 giorni per i donatori di rientro dalla Cina, più in generale il rafforzamento delle misure di sorveglianza per quelli che viaggiano nel paese asiatico. Informazioni che la struttura regionale sta condividendo con le tantissime sezioni sul territorio di Marca e di tutta la regione. Anche le nostre strutture che fanno un servizio di raccolta domenica e in altri momenti è chiaro che applicano le stesse regole e prescrizioni che arrivano dal Ministero. Intanto si moltiplicano le testimonianze di italiani isolati in Cina. È il caso di un manager di Vittorio Veneto nel gigante asiatico da 24 anni che con la moglie cinese e la figlia appena nata è bloccato in quarantena nell'albergo annesso alla clinica dove la moglie ha partorito. Ma non occorre andare in Cina per capire come le abitudini siano cambiate. A Oderzo, per esempio, in un negozio di pitture e vernici, in un giorno e mezzo sono andate a ruba 700 mascherine ormai introvabili nelle farmacie. E che il clima sia mutato lo si capisce anche parlando con gli studenti fuori dalle scuole, proprio quelle scuole che sono al centro del dibattito politico. Ne avete parlato in classe? Abbastanza, ma solo tra compagni, non siamo entrati sull'argomento con gli insegnanti. Io ho anche l'ansia di uscire di casa e magari, essendo che sono pessimista, che qua qualcuno me lo passa. E spero che si faccia qualcosa e che non arrivi qua.
E a svelare un retroscena sul tema coronavirus è stato ieri sera ospite di 20 e 10 il sindaco di Treviso Mario Conte. Sentiamo. Nei giorni scorsi ho ricevuto un'associazione cinese proprio in comune che anche loro andavano esattamente in questa direzione. Loro chiedevano se c'erano degli spazi da dedicare appunto ai cinesi che arrivavano da quelle zone della Cina, anche perché sono di rientro dal Capodanno cinese, esatto, appunto per fare delle ulteriori verifiche per garantire e innalzare il livello di sicurezza e di precauzione. Quindi, hanno chiesto uno spazio che possa essere gestito da loro, dove possono essere messi in isolamento i cinesi di rientro per i 14 giorni. E fare ulteriori controlli sulle persone che arrivavano da quella zona specifica dalla Cina. Quindi voglio dire, sono gli stessi cinesi che si rendono conto che c'è un ipotetico problema. Quella richiesta da parte della comunità cinese è superata, non credo che lei abbia potuto concedere uno spazio, anche perché lì se tornano dalla Cina devono avvertire, no? E quindi... Sì, ma di fatti però ho apprezzato lo spirito di questa associazione di cinesi che perché si sono messi a disposizione delle autorità con grande responsabilità nei confronti anche dei loro compaesani che erano di rientro dal Capodanno cinese. Arriva il vento e lo smog va via, ma l'obbligo di fare la ricreazione in classe rimane per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Stefanini di Treviso. Hanno fatto ricreazione in classe anche oggi 1700 studenti dell'Istituto Comprensivo Stefanini, rispettando la decisione presa ieri dal dirigente scolastico. La qualità dell'aria è migliorata, ma per precauzione la circolare rimane valida, ha dichiarato il dirigente Antonio Chiarparin, che ieri ai nostri microfoni aveva motivato così la sua scelta. Sembra un messaggio normale, fatto da una persona che oltre a essere preside sono genitore, oltre ad essere genitore sono uno che pensa che il suo lavoro, cioè il mio lavoro, sia quello di educare i ragazzi. Prima di firmare Liberi Tutti, ha aggiunto il dirigente, attenderò il verdetto delle centraline ARPAV. Precauzione in parte avvalorata proprio dal bollettino odierno emesso dall'Agenzia regionale per l'ambiente, che per martedì riporta un valore di PM10 di poco ma ancora superiore al limite. Valore medio evidentemente, che risente dei picchi elevati della notte precedente e della mattinata. Ma basta dare un'occhiata ai dati orari per rendersi conto di quanto velocemente, già ieri a partire da mezzogiorno, l'ingresso da nord del vento abbia spazzato via la cappa di smog, abbattendo drasticamente i livelli di PM10 nell'aria. Vento di foehn proveniente dal nord Europa, che porta nevicate sui versanti esteri e forti raffiche in quota sui monti del Veneto. Toccati i 162 km/h sulle Tofane sopra Cortina. Scavalca le Alpi, scende verso valle, quindi ha una massa d'aria che è secca perché ha perso tutta l'umidità, è relativamente più calda perché si scalda scendendo e ha un effetto benefico come l'ha avuto perché scalza la massa d'aria che permane, che staziona su di noi e quindi disperde un po' l'inquinamento. Invece di ristagnare a bassa quota, cioè, gli inquinanti vengono dispersi in atmosfera dal forte vento, che ha continuato a soffiare anche oggi, portando 15-16 gradi in pianura, cielo terso, aria secca e soprattutto pulita, con livelli di PM10 prossimi allo zero, impensabili fino all'altro ieri, dopo un gennaio da camera a gas. Solo una breve tregua però, presto tornerà il solito film. È un fenomeno che dura un paio di giorni, poi pian pianino la massa d'aria, di queste sono le previsioni, ristagnerà di nuovo e quindi si ripresenterà il problema, ma gradualmente in quanto piogge ancora per una decina di giorni non sono previste. Sulla guerra in atto tra Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio per il trasferimento alla Piani arriva ora la proposta dell'ente camerale, non accettiamo ultimatum ma chiediamo la conciliazione. Qui non stiamo giocando a Monopoli, che compriamo palazzi e vendiamo palazzi, sono soldi pubblici e io da presidente di un'istituzione pubblica come la Camera di Commercio devo rispettare e applicare le regole. Non ha l'aria di uno che vuole giocare Mario Pozza nei giorni in cui l'affaire della Camera di Commercio ha assunto i toni dell'ultimatum con la Fondazione Cassamarca che ha intimato all'ente camerale di chiudere entro febbraio l'acquisto della nuova sede alla Piani, trasferimento di cui si parla da anni che lo stesso Pozza vuole con forza ma che è andato a sbattere contro il prezzo iniziale
inizialmente concordato, 30 milioni di euro, cifra che la stessa fondazione reclama anche oggi per intero, nonostante l'Agenzia del Demanio abbia valutato l'immobile di Piazza delle Istituzioni soltanto 23 milioni e 700 mila euro in una nota consegnata il 19 dicembre scorso. Per la Camera di Commercio questo è il prezzo che fa fede. Pagare di più per un ente pubblico significa solo finire dritti davanti alla Corte dei Conti, Presidente e Consiglio. Da qui la soluzione paventata dai legali della Camera, ovvero tenere il prezzo dell'Agenzia del Demanio per l'atto di vendita e conciliare per tutto il resto. La proposta che noi abbiamo fatto anche nell'ultima udienza è quella di trovare una soluzione conciliativa. Continuiamo su questa strada, non ci preoccupa la prossima udienza, che è quella di metà febbraio, era già in calendario da prima, quindi ultimatum, entro qua, entro là, credo non si possano certamente mettere in atto. Nelle comunicazioni ufficiali con la Fondazione che Pozza mostra alla stampa, se da un lato si parla effettivamente di 30 milioni per la vendita, dall'altro però tutto è assoggettato alla valutazione dell'Agenzia del Demanio, dipendente dal Ministero dell'Economia, il MEF. E qui sta l'inghippo, perché anche la Fondazione Cassamarca, che ha iscritto i 30 milioni di euro a bilancio, è subordinata al controllo dello stesso Ministero, che forse a questo punto dovrebbe battere più di un colpo e scongiurare la guerra dei due mondi trevigiani. Non giova alla collettività che due istituzioni pubbliche non trovino una soluzione a un problema che pende da quasi 15 anni. L'Assemblea dei lavoratori dello stabilimento Berco di Castelfranco, sede dipendente dalla casa madre di Copparo in provincia di Ferrara, specializzata nella produzione di componenti per macchine movimento terra, ha dichiarato oggi lo stato di agitazione in seguito alla proposta di applicazione della cassa integrazione ordinaria anziché i previsti contratti di solidarietà. Lo comunica la FIOM CGIL di Treviso, ricordando che nell'impianto trevigiano tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 si sono esauriti i contratti in somministrazione e in staff leasing e ci sono state 20 uscite per pensionamento, arrivando a fine gennaio a contare soltanto 229 dipendenti contro i 290 della scorsa estate. Ancora cronaca, restiamo a Castelfranco perché c'è stato nella notte un tentato assalto al Postamat. Alle 5 del mattino dei malviventi hanno cercato di scassinare il Postamat dell'ufficio postale di Castelfranco Veneto in via Roma. Il colpo però è andato a vuoto. Dopo l'esplosione i banditi si sono resi conto che la cassaforte ha retto al colpo, quindi si sono allontanati senza asportare nulla. La struttura del Postamat è stata danneggiata, mentre l'immobile non ha riportato conseguenze. Per la deflagrazione è stata utilizzata con ogni probabilità della polvere pirica. All'interno della cassaforte parte delle banconote sono state bruciate, altre sono state rese inutilizzabili dal macchiatore di banconote che si attiva in caso di atto vandalico. Il colpo è durato pochi minuti, i ladri hanno fatto perdere le loro tracce a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto che ora indagano sull'episodio, anche grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza. Mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani. È la dura presa di posizione di Alessandro Benetton sulla polemica per le frasi del fotografo alla trasmissione Rai Un giorno da pecora sulla radio sul tema del ponte Morandi di Genova. Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamo, l'aveva detto durante il dibattito Toscani, scatenando la bufera. Ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente dalla mia famiglia, continua Alessandro Benetton, ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso, conclude, mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani. Ed anche il Movimento delle Sardine torna a parlare sulla visita a fabbrica. Non vogliamo più che si strumentalizzi questa storia, scrivono: noi abbiamo ammesso il nostro errore ed avevamo chiarito il motivo della nostra visita. Ora chiediamo ad Oliviero Toscani e Luciano Benetton di non strumentalizzare ulteriormente questa vicenda. Da ultimo la precisazione dello stesso Toscani in queste ore: mi dispiace che parole strapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del ponte. Solamente la cattiveria può strumentalizzare una cosa simile, conclude il fotografo. Ed ora linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.
Nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri TG dal 7 al 15 di marzo a Palazzo dei 300 sarà ospitata una mostra dedicata alle carte da gioco. Vediamo. Dal primo mazzo di carte da gioco stampato in Italia alle carte venete e trevigiane dal 1850 fino al 1978. La mostra Carte in mano a Palazzo dei 300 non sarà solo un'occasione imperdibile per i tanti appassionati per scoprire curiosità e la storia dei giochi, ma anche un tributo al capoluogo della marca che vanta una tradizione secolare nelle carte. Qui è stata fondata la Dal Negro, una delle pochissime fabbriche di carte italiane ancora in attività, gestita da oltre 2 secoli dagli eredi dei fondatori. Sono tutte carte raccolte da appassionati collezionisti provenienti da tutto il mondo. È stata fatta una selezione dal curatore della mostra e quindi vedremo qualcosa che non si trova in nessun'altra parte. Infatti arrivano collezionisti da tutto il mondo proprio per non perdersi questo appuntamento. Ideate da grandi artisti italiani come Renato Guttuso e Lele Luzzati. Il visitatore potrà intuire come in molti casi le carte da gioco d'autore siano state utilizzate per veicolare i più disparati messaggi, dalla propaganda politica alla pubblicità. Ci sono dei tarocchi imperdibili come questo, bellissimi, con disegni molto ricchi. Questo è stato fatto da Gambedotti per pubblicizzare l'industria alimentare della buona cucina. Le carte che verranno esposte sono delle rarità che difficilmente escono dalle collezioni private, vere e proprie piccole opere d'arte con preziose miniature. Qui dal 7 al 15 marzo vedremo qualcosa di veramente unico a Palazzo dei 300. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Un forte vento ha spazzato anche nella giornata di oggi il bellunese, fino ad ora 40 interventi dei vigili del fuoco solo in Val Belluna e nel Feltrino per rimozione di piante cadute in strada, problemi anche in Agordino, ad Avoscan di San Tommaso, alleghe sulla 203 a Mas di Sedico. Sgomento ed incredulità in provincia di Belluno per la notizia della morte di Don Davide Girardi. Il sacerdote, 45 anni, originario di Castellavazzo, è stato trovato privo di vita nella giornata di ieri nell'appartamento dove viveva nei pressi di Roma. È stato il vescovo Renato Marangoni a dare la notizia ai sacerdoti bellunesi in una lettera accorata pubblicata sul sito della diocesi. Secondo quanto riferisce Monsignor Marangoni, la mancata risposta ad una telefonata aveva insospettito chi lo stava chiamando al punto da lanciare l'allarme. Don Davide è stato trovato a terra senza vita ed il suo decesso al momento farebbe pensare a cause naturali. La notizia della morte di Don Davide si è diffusa subito a Longarone Castellavazzo, dove la famiglia del sacerdote è molto conosciuta. Si allungano i tempi per il via libera alla Newco per la gestione degli impianti della stazione sciistica del Nevegal, in corso un'analisi di fattibilità economico-finanziaria. L'uscita delle notizie che hanno anticipato il presunto naufragio della Newco tirata fuori dal cilindro dell'amministrazione Massaro per rilanciare il Nevegal ha surriscaldato il clima a Palazzo Rosso. Riunioni di maggioranza tese hanno prodotto nella giornata di martedì una smentita contenuta in una nota congiunta del primo cittadino e dei suoi capigruppo. Alle richieste della stampa di chiarire, Massaro risponde così. La Newco non esiste, stiamo lavorando per costituire la Newco e stiamo facendo gli atti propedeutici alla costituzione del Newco che sono previsti. Il sindaco di Belluno spiega che si sta seguendo l'iter predeterminato con il privato e i partner e che il limite temporale per la partenza della società indicato in primavera sarà giocoforza posticipato. I tempi non si concludono in primavera, questo è sicuro. Di questo siamo consapevoli noi, è consapevole il privato, siamo consapevoli un po' tutti e stiamo lavorando ugualmente per andare avanti, punto e basta. Già, punto e basta, perché stando alle risultanze dei colloqui intercorsi fra il primo cittadino e i promotori di Nevegalla SPA è invece arrivato lo stop inatteso all'operazione che le brochure presentate ai portatori di interesse annunciavano a marzo 2020. Stiamo alla finestra, dice la D di Unifarco Massimo Slaviero, disponibile a investire anche nella veste di sponsor. A Palazzo Rosso sono in corso le verifiche sulla convenienza dell'operazione, intanto Massaro esclude l'ipotesi che gli impianti possano tornare in capo al Comune, come suggerirebbe il contrario il progetto di legge depositato dal consigliere regionale Franco Gidoni, che garantirebbe un fondo per finanziare gli interventi di cui il Nevegal ha bisogno. È una ipotesi abbastanza remota ed è anche un'ipotesi che, da quello che penso io, è stata abbastanza
non scartata, però diciamo poco caldeggiata dal Consiglio Comunale, che ritiene la proprietà degli impianti sostanzialmente meno fattibile come tipo di operazione. Oggi quel disegno di legge però non dice esattamente quali cifre sono esclusivamente riservabili al Nevegal, sostanzialmente, perché il disegno di legge è un po' poco chiaro rispetto a questo. Nel caso in cui la NewCo non potesse partire, qual è la via d'uscita? Ma perché non si dovrebbe poter costituire la NewCo? Ci stiamo andando avanti con gli atti, stiamo facendo questi atti qua, non vedo per quale motivo non si potrebbe costituire. Scopriste che ci sono degli impedimenti dal punto di vista normativo? Non saprei, a quel punto andremo ad esplorare altre strade alternative. Per noi l'obiettivo fondamentale è che ci sia un'attrattività turistica sul Nevegal. La provincia di Belluno ha presentato il progetto per la realizzazione di un paravalanghe sul monte Colazza, Rocca Pietore. A Rocca Pietore da anni si dorme con un occhio aperto e no, Vaia per una volta non è la causa di tale condizione, perché da sempre l'abitato di Sottoguda e più recentemente la strada provinciale che sale a Malgacciapella sono minacciati da possibili discese di valanghe e detriti dal Monte Colaz, nome che solo a pronunciarlo rievoca un destino funesto. Bisogna tornare indietro al 1916, quando in piena guerra, in un inverno ricco di neve, da quel monte si staccò una valanga che causò la morte di 20 militari e 19 civili. Ormai viviamo con le dita incrociate e sempre con un occhio vigile. È sempre andata bene, ma meglio diciamo prevenire, perché purtroppo, come abbiamo visto, le cose succedono e quando succedono poi fanno veramente male. La provincia, attraverso il settore difesa del suolo, ha preso in mano la situazione. Nell'aprile del 2018 il progetto di costruzione di un paravalanghe è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, recuperando l'importo di 750.000 euro derivati dai canoni idrici. Lo studio ha approfondito le caratteristiche del versante e del canale di colata lungo circa 2,5 km e valutato la messa in opera del paravalanghe. E credo che il risultato che ha presentato oggi sia un risultato più che meritevole di nota e merita un applauso, perché è stato molto pensato, approfondito, assieme a uno staff anche di geologi importante. Il cantiere è un cantiere impegnativo, è collocato a più di 2000 metri di quota e i tempi utili per realizzare i lavori sono molto brevi. Quindi abbiamo progettato delle opere che possono essere premontate in paese e installate singolarmente utilizzando l'elicottero, riducendo i tempi di esecuzione. Il lavoro consentirà la messa in sicurezza di Sottoguda e della strada provinciale, mentre si sta cercando di programmare un ulteriore intervento per mettere in sicurezza la zona dalle colate di detriti che si verificano nella parte bassa del canale di Livinel, che porterà l'impegno di spesa a superare di poco il €1.000.000. Questa è l'indicazione che ho dato adesso agli uffici, di proseguire proprio nella messa in sicurezza totale anche dal punto di vista idrogeologico e non solo valanghivo. Dopo i TG torna 20:10, questa sera ospiti in studio di Ferdinando Avarino, Luciano Sandonà della Lega ed Andrea Zanoni del Partito Democratico. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi. In chiusura, come sempre, il meteo. Arrivederci. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Benvenuti al meteo. Pressione in ulteriore rinforzo con tempo sempre asciutto e stabile sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 6 febbraio. Sul Veneto ampio soleggiamento, bel tempo dunque, senza piogge particolarmente degne di nota. Cielo al massimo poco nuvoloso, attenzione solamente a locali gelate anche in pianura. Temperature minime sotto zero o di poco sopra, massime invece fino a 12 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con il sole che sarà presente un po' su tutti i settori, il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a -2 gradi, massime invece tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.